Ma voi lo conoscete a Giuliano? Non conosciamo mai a Giuliano, sappiamo solo quando dissi Iddu, per mo diciamo che fu Giuliano. Babbini belle mei, più non c'angite, di Giuliano non mi vi scantate, Giuliano sogno io e mi vedete, chiddu che va rubato, l'avi salvati. Pigliatevi sto pugno di denari e gli da casa, che c'è da mangiare. Giuliano non si la poteva ingoiare, pensava ad innocenti creature e si muoveva con la pistola a mano in cerca di lo falso Giuliano. Appena vittica con dure mani lo spara e l'ammazza come un cane. Di la gran fame ognuno arrobava e un uomo di Giuliano si faceva e ogni ladro si approfittava per chi la legge a Turiddu incolpava. Di 4 lasticeggi di gaddini arrobavano le povere mischini senza pensare che mai Turiddu toccava uno spillo di un poveretto. Iddu arrobava i ricchi, i possidenti, chiddi che milioni indaviano tanti e poi li divideva i poveretti perché avevano cuori tanto grandi. A Giuliano non ci fu quello informato e a uno a tutti li pigliavo, sputaru l'osso e poi sputaru lo sangue e ora sono da chi mangiano fango. Ecco la fine dell'approfittatori e men ci serve a tutti lezioni. Non scecco che arrobare un ta campagna e un altro fici a fine di una carogna. Dicevano che pure fu Giuliano, ma Turi lo trovò un tanuchiano. Li poveri li vosse sempre aiutare, che sapi che vuol dire povertà. Mentre che ebbe sempre da mangiare, non ebbe mai nudo lo ricordi. Un giorno m'andò du barone Camagna, ci dissi, mi paga 20 milioni, che servono per Iddu e la sua banda, per chi sapeva che erano mendiconi. Ci deti tempo solo, mi va in banca, mi piglia i soldi e mi posa una vanta. Si vozi lo baroni rifiutari, presto chiamauli carabinieri, l'uso palazzo uffici circondari, volevano mi pagare i denari, ma lo brigante dopo si propone, minciuna anche una buona lezione. Scendio di notti della montagna, con 20 briganti armati o fine denti, per prima sabotò la sua compagna e ci ha bruciato lo grano a giù fetenti. Poi piglia 20 torci, l'altro mau e mente fuoco puro suo palazzo. Tutto giù bene meo s'arrostio e torna in ta montagna come un razzo. Cussi un barone immediatamente manda la somma presto ai briganti, pensando che non ci poteva niente, con Turiddu cudi latitanti, fu mossa giusta per risparmiare tutti gli altri palazzi da bruciare. New York una contessa ha visitato, perciò troppo eleganti si è vestuto, lo maggiordomo subito annunciato e prestamente vinni ricevuto. Appena vitti giù bello picciotto, lo face accomodare in to salotto. Appena Iddu trasì un tardo salotto, la gran signora disse a du picciotto: io sono tutto orecchi, giovanotto, lo scopo della visita mi aspetto. Volevo sol sapere che ne dite e se voi siete amica con Giuliano. Io sono sicuro che lo conoscete, vi hanno vista stringergli la mano. Voi
O vi sbagliate proprio in questo istante? Non ho mai conosciuto quel brigante. Allora vi assicuro, signora, è qui davanti. Son proprio io, il bandito, e son presente. La contessa ci batti i denti quando si vittatturi giù davanti, ma Giuliano furbo e intelligenti la tratta con maniere assai galanti. Ma dopo un signora non pensare, dammi tutti i gioielli e non fiatari. Pensando come non ci finivo baroni, ci consegnò tutti i milioni, ci dese pure tutti i gioielli e turi li dividio alle poverelle. Ma la contessa culo chianto un cori, muta resta non potia parlare, turi teneva in tasca di tesori e s'ascogliava senza salutari. E s'indio verso le montagne, a un c'erano i suoi compagni. Un giorno in Sicilia ci fu un grande movimento e si cedirono cose assai tremendi. Giuliano si formò un reggimento vestuto con la divisa di tenenti. Volevano a Sicilia liberare, volevano mesti indipendenti. Un arruolamento a massa e paffari e fece un gran esercito potente. Dagli montagne tutti i momenti spuntava gente di tutti i punti e fecero un esercito potente, armato quanto mai fino ai denti. Ma lo governo presto s'allarmò e forse senza fine in ci mandò. I carri armati con l'aeroplani non li poteva nudo combattere. Fu uno sterminio in tanta lotta amara, morti e feriti furono a centinaia. Ma Giuliano cominciò a pensare: come poteva mai combattere contro l'aeroplano e carri armati che li invadevano di tutti i lati? Chiamò a consiglio tutta quella gente e incisi: non potevo fare niente. È meglio per me andare rendimo ora, prima me andare su terra tutti qua fuori. E così finì la lotta dei separatisti. E fu lo 1° maggio, amici cari, giornata brutta di grandi dolori, giornata chi sapeva festeggiare, perché era festa di lavoratori. Tanti carusi fimmani e picciotti a Portella di Ginestra sono morti. Lo 1° maggio del 47 ci fu una strage, ci fu un umbuino. In tale ospedale non c'erano letti, per me si tiene in vita un meschino. A Portella di Ginestra, a mezzo a tutti, scoppiò una bomba e fece tanti morti. La colpa non c'è a Giuliano, ma non colpava niente il meschino. La legge studiava lo so piano, con truppe e carabinieri di continuo. Sentendosi incorpato ingiustamente, tu risarraggia forte e t'arrestante. E con una mina un carro fa statare, carico era di carabinieri. Turiddu Giuliano era un dritto, non c'è un giorno senza un conflitto. Una sera a bello lampo verso l'8, attacca la caserma scrufitto e i carabinieri sugli istanti sparano pure contro i briganti. La fama di Giuliano circolava, da tutto il mondo di lui si parlava, e quanti giornalisti americani, svedesi, francesi e portoghesi venivano mistando settimane
a mezzo ai banditi assai cortesi. Una bella svedesina giornalista lo vo ir a trovare in tardi monti. S'è innamorato di Giuliano a vista e si la tenne cara come avanti. Per 8 mesi stesero contenti, ma non poté durare, fu arrestata. La legge non ci poté fare niente e di Palermo fu rimpatriata. Turiddu non si potti conortare, da giornalista in cià resta l'amore, e giorno e notte si mette a pensare di quanto di passato di belli uri, ma quello tempo sappa rassegnare, da vita bella non potea durare. La legge a un certo punto che ha pensato? Per poter pigliare lo bandito, un colonnello Luca ci ha mandato a Montelepri, giusto, un tardo sito. Erano ufficiali intelligenti e coraggiosi in tutti i momenti. Come arrivavo, feci una ritata e gente d'ogni specie fu arrestata. Pure la mamma e Turi fu pigliata, in to carcero con l'altro fu portata. Come lo seppe Turi, bestialio. E o colonnello Luca non ci scrivio: se non mentite a libertà me maci, faccio una strage e poi non mi ciangite. La madre di Turiddu a dei momenti pregava Dio, la Madonna e tutti i santi. Per suo figliuzzo non mi soffre niente e lo pensava in tanti lochi erranti. Non la passavo manco una nottata e presto fu sua mamma liberata. Turiddu presto scinda mattinata, a Montelepri per mi s'assicura, mi vide a sua magiuzza dilurata e non mi cianci per la sua sventura. Era contento pure di morire per non mi dire a sua maci soffrire. Come vitti a sua maci l'abbrazzavo: dimmi, magiuzza mia, che succedeva? Niente, figliuzzo mio, non disperare. Ma tu non me ne paci, come hai a fare? Maggi, non ci pensare, che decidia. Io parto per l'America lontano. Oggi scioglio la banda, parola mia. È pronto già per me un aeroplano. Addio Maggi, addio famiglia mia. Addio figlio, tu sei la vita mia. Da sua maciuzza lacrimando, eppure tu si partì ciangendo. Non lo sapeva che c'era l'inganno, voleva per me esci di un perno. S'allontana o passi decisi, l'ultima volta di lo suo paese. Riuniu la banda e incissi sti parole: amici miei, ormai arrivavo l'ora. Ognuno di noi ne vai a onde vuole. È inutile continuare ancora. La banda è sciolta. Chi non è conosciuto può tornare a casa senza scanto. E chi di come a mia, chi su schedato, lo mondo è grande e mi cerca scampo. Così Turiddu un cammino si missi, mandavo li compagni ai suoi casi, che per 7 anni giusto e 4 mesi, ali comandi suoi ognuno stesi, aveva fatto giusto lo suo piano e si indiò verso Castelvetrano. Lo colonnello Luca studia in piano, per chi teneva lo cervello fino. Volì arrestare a Turi Giuliano, che era più fino d'Idro, ma assassino. E una pensata fece in una botta: lo può ammazzare Gaspare Pisciotta. Fu facile trovare due picciotto che accetta di ammazzare a Giuliano. Ti dugno milioni e un passaporto, me te ne vai in America lontano.
Giuliano che dormiva in talo letto, lui chiumbo un ci squarciao tutto lo petto, Pisciotta dopo chi l'assassinao, o colonnello Luca in ci portao, e incissi io avevo un segno morto, datemi milioni e un passaporto. Lo colonnello, che non era in fissa, ci desse un passaporto scritto chiaro. Se non sonnava America promessa, c'era scritto carcere giudiziario. Signori miei, la legge e la giustizia non può venire a patti coi banditi. Sarria alla fine della nostra vita. La libertà sarria contaminata. Per radio e per giornali si è saputo, Pisciotta Giuliano ha ammazzato, quanto persone che l'hanno ciangiuto, e a sua maciuzza non ci ha restagliato. Li funerali fanno a Giuliano e tutti vanno a Castelvetrano. A sua maciuzza non ci resta una pena, e in talo cuore una gran forte spina. Di l'uso chianto non aveva lena, e per sanarla non c'è medicina. Passa la vita sua sempre a penare, fin quando campa non si può scordare. Intanto a uno li banditi furono arrestati in diversi siti, e la Sicilia abbenta piano piano, dimentica l'uomo di Giuliano. E vinni l'ura vinni prestamenti, minci fanno la causa li briganti, e Gaspari Pisciotta di momenti era quasi tranquillo lo birbanti, ma come un Giuda ingordo di Tornisi l'hanno portato in ta corti d'Assisi. La causa finì prestamenti e furono condannati li briganti. L'ergastolo incidesero da genti e pure a Pisciotta a giù birbanti. Appena capisciu la sua condanna, si mise per mi grida come un pazzo: non fatemi parlare per la madamma, se no gli dico tutto quello che saggio. Ma lo portarono in cella, lesto lesto. Potti mi dice solo: ma avvelenasto, ma avvelenasto, ma avvelenasto. Non potti dire altro che crepao, e non si seppe manco che velenao. Moriu senza mi pot avere aiuto, vince da scura cella avvelenato, gridando sempre finché resta muto. Chi gioca ha fatto attore l'ha pagato, gli auditori tutti hanno a pagare, che manco Dio li può perdonare. Ora sentite tutti, amici cari, se non si vuole avere dispiaceri, briganti non avima a diventare, che tutti prima o poi ama a morire. La prepotenza porta assai di luri, e in questo mondo si indificia assai. Ma non giù mai pensavo che con lavori potremmo risolvere i nostri guai. Lo cantastorie porta la morale, e ognuno di noi si sa regolare.